che è un'allergia alimentaire? Salute, hai domande quanto all'allergia alimentaire? Ehi, Sciucco, ci rispondiamo. Sciucco? Oh, scusa, Sciucco, non ti voleva paura, ma c'è una domanda quanto all'allergia alimentaire. Dimmi che Sciucco è allergico ai gamberi. Vedi, è qui un'allergia alimentaria, una reazione troppo forte dell'organismo a qualcosa che tu mangi. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. Il sistema immunitario è quello che ci protegge. È come una rete d'allarme e di protezione di una persona sana. Quando un intruso entra in un corpo umano, il sistema immunitario udrà. Ah, appunto, un intruso è qualche sia o qualcosa che entra senza domandare, come un cisco. Il sistema immunitario produce tanto anticorpi. Sono i sentinelle che tombano gli intrusi. Ma quando siamo allergici a un alimento, il sistema immunitario si sbaglia. Pia l'alimento per un intruso, tanto l'agguantano gli anticorpi e subito è mandata un'allarma alla persona. Gli anticorpi hanno agguantato un intruso. Questa allarma che produce ciò che ha insegnato Sciucco a reazione allergica. Tivri diabete, urticaria, rigioli, difficoltà a respirare o a ingiote. E labbra e a faccia che gonfiano. Si buono risente tutti questi effetti o burro nei boghi. Le reazioni allergiche possono essere leggere, ma possono essere di nu grave. Dunque, se tu hai allergie alimentari, non puoi mangiare n'importa che. C'ho l'esempio a domandare ai invitati se gli hanno allergie. E se tu ne hai, dilla sempre quando tu mangi ora. E appia sempre a medicina contro l'allergia con te. Ecco, ora capisci meglio ciò che le so l'allergia alimentaria.